Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 24 marzo e puntata 119. In attesa che entri il direttore, saluto tutti quanti, siete già in diversi. Buongiorno Solo Calcio, buon lavoro anche a te. Buongiorno Domenico, ben trovato. Buongiorno a Pier Giorgio, ben trovate. Ciao Nicolas, ben trovato. Grazie mille Domenico. Allora facciamo entrare anche Francesco. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. In forma? Bene, mi sono ritrovato una chiamata del collega Di Monte adesso. Ecco, no, magari gli è saltato. Dice sicuro. gli è partita? Oh, bellissimo. L'ho visto domenica mentre andava a lavoro in bici. Ma io l'ho visto in bici, alle 7:15 in bici di domenica andando a lavoro. Mitico, grandissimo Vince. Che Mitico. Grande. Buongiorno Massi, ben trovato. Nicola, ieri bella puntata di Social Arena, mi sembra che l'allenatore non goda più di tanta fiducia e che ne dica lui. E questo può essere sicuramente un tema. Marco, ciao ragazzi, un'info. Si sa se la trasferta a Reggio Emilia sia libera a tutti i tifosi. Dovrebbe essere libera. Così. Non c'è nessuna ufficialità, Mia opinione più che personale. Però dovrebbe essere libera a Reggio Emilia. Almeno non è mai stata di solito vietata. Lo è. Poi, di solito lo è. Sarebbe curioso se la... Esatto, cioè, purtroppo c'è sempre una prima volta per tutto. Quindi. Esatto, speriamo purtroppo che sia questa. Buongiorno Dani, ben trovata. Buongiorno Traccada. Avrà qualche scoop? No, era un dubbio, mi ha appena scritto. Di Monte. Di Monte, la chiamata. Nel frattempo è saltato. Di Monte. Come sono saltato? No, allora è saltato a me. Ti ho perso. Mi hai detto Di Monte? Ho detto, gli scoop li avrà Di Monte, la domanda era per quello, ma in realtà voleva sapere soltanto una cosa. Ciao Paolone, mitico, buongiorno anche a te Paoletto. E buon lavoro. Ben trovato. Ciao Andre, ben trovato. Allora, oggi avremo due ospiti, avremo alle 10:15 Marco Farris del Budoni e poi il classico intervento di Diablo. Vediamo un po' che ci dirà, insomma, come martedì da tradizione. Mentre oggi sicuramente fra stasera c'è un incontro importante in comune, insomma speriamo che sia lo step decisivo affinché ci sia la soluzione e l'avvio della gara e conseguentemente dei lavori, perché siamo comunque fine marzo, ormai ci siamo. Ma in realtà stasera c'è l'interrogazione presentata dall'opposizione, quindi ci sarà la discussione, il dibattito in aula, vedremo cosa risponderanno sindaco e assessore allo sport, quindi Massimo Zedda e Giuseppe Macciotta, vedremo, noi seguiremo il tutto, chiaramente, anche perché insomma poi ieri ha parlato Tommaso Giulini, no, dello stadio, ha detto delle cose abbastanza precise e chiare da quel punto di vista, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega, il patrono del Cagliari ha detto chiaramente sullo stadio ci sono due partite aperte ancora con il comune di Cagliari
e insomma c'è da capire appunto, magari la sentiamo anche, guarda, sto cercando di capire qual è lo spezzone, perché ce li abbiamo, però devo guardarmi Lo sai che a me ogni tanto salta la tua connessione, non so se sono io o se sei tu. Fatemelo sapere, Dici un po' in nel chat se sentite caso. meglio Fra o Luca, perché devo capire. Io sto controllando. Ma adesso però ti sento. Ho capito solo video. Quindi tutto quello che No, ho detto, avete. abbiamo Giulini, quindi c'è da capire, infatti Instagram, andiamo su Instagram, facciamo prima, brava Robby, grande Robby. andiamo a prenderlo direttamente da lì. Ok, sentono entrambi. Quindi forse è un mio problema. Forse è un mio Eccolo qua. problema. Allora, mettiamolo così nel frattempo lo ascoltiamo. Siamo ancora più avanti di tante altre città, questo lo vado, purtroppo però lo dico da qualche anno, quindi spero di rimanere davanti ad altre città. Oggi la situazione è una situazione in cui noi abbiamo depositato a dicembre il piano economico finanziario definitivo, il progetto definitivo, quindi siamo in attesa che il Comune ci dia l'ok per poter partire e che loro poi possano partire con la gara, perché c'è una gara internazionale da bandire e chi la vincerà poi costruirà lo stadio. Perché non si è ancora partiti con la gara? Perché al momento, rispetto a ciò che noi abbiamo depositato a dicembre, ci sono ancora 2 partite, mi risulta, aperte. Una è sul diritto di superficie, che il Comune non era convinto di darci così come noi l'abbiamo chiesto. Diritto di superficie che però in Italia hanno avuto tutti coloro che hanno avuto un'area in concessione dalla pubblica amministrazione, quindi chiaramente noi insistiamo per avere anche noi il diritto di superficie, però siamo assolutamente disponibili, e lo stiamo dimostrando in questi giorni, ad ascoltare quelle che possono essere le richieste del Comune per non concedere questo diritto di superficie in una modalità che poi potrebbe essere per il Comune non positiva nel momento in cui le banche lo volessero a loro volta ottenere per garantirsi. Quindi i legali stanno cercando una soluzione di compromesso su questo diritto di superficie e sono molto fiducioso che si possa trovare anche in tempi brevi. L'altro scoglio era legato, credo, a una questione di parcheggi e di canone. Su questo mi fa piacere la tua domanda, perché voglio chiarire un aspetto. Un conto è il canone che paga il Cagliari Calcio alla società veicolo che costruirà lo stadio, che credo sia di 2 milioni, potrebbe essere anche di 2 milioni e mezzo, adesso non ricordo bene, che è l'importo che il Cagliari paga per avere lo stadio il giorno del match day. Un conto invece il canone fra la società veicolo e il Comune, che a nostro parere deve essere un canone assolutamente simbolico per far girare il piano economico finanziario, come credo lo sia in tante altre città. Addirittura di recente ho sentito la sindaca di Genova parlare di un canone zero per Marassi. A maggior ragione se poi se il Comune volesse avere in gestione tutti i parcheggi, perché inizialmente i parcheggi dovevano essere dati in gestione alla società veicolo, ma se la società veicolo decidesse di seguire quella che è la richiesta del Comune di non occuparsi dei parcheggi, a maggior ragione noi riteniamo che il canone deve assolutamente essere azzerato. Ma lato nostro siamo... Ecco qua, queste le parole appunto di Tommaso Giulini sul discorso stadio. Il tema, quindi sono 2 partite aperte, quella sul diritto di superficie e quella poi sulla gestione dei parcheggi. Sarebbe da capire effettivamente poi magari anche oggi, in base a quello che si dirà in Consiglio Comunale, cercare di capire bene questo discorso dei parcheggi, questa gestione dei parcheggi. Posso dire? Non è chiarissimo. Perché chiaramente insomma, sappiamo un po' come funziona da tutte le parti quando andiamo fuori quando andiamo in trasferta, ecco, fondamentalmente insomma, ci sono dei posti in cui ci sono i parcheggi vicini allo stadio, ci sono dei posti in cui i parcheggi non esistono, faccio l'esempio di Como, dove i pochissimi parcheggi che ci sono vicino allo stadio per motivi di ordine pubblico durante il giorno partita vengono chiusi, quindi vengono tolti completamente
dalla disponibilità di tifosi o comunque degli spettatori, e che poi si devono in qualche modo arrangiare con i tanti parcheggi privati e vagamente costosi che ci sono vicino allo stadio, perché ricordiamo lo stadio sta sul lago e quindi è la parte più bella e più ambita e più in, appunto, come dici tu, di quella parte di Como. Per cui, insomma, bisognerà effettivamente capire questo discorso, e anche e soprattutto come nel caso verranno gestiti, o come vorrebbero le parti gestire i due. Come starnutire? Forse no, forse sì. Vabbè. C'è stata la finta di corpo. Perché voglio spegnere il microfono per evitare di starnutire. Vabbè, non succede niente, ma figurati. Vabbè. Stiamo tutti attendendo il tuo starnuto. Minimo esplode tutto, esplode la diretta, esplode StreamYard. Telecamera. Dicevo, no, quindi sul discorso dei parcheggi bisognerebbe effettivamente poi capire un po'. Aspetta, c'è il commento di Rossana che chiede la roba della pubblicità. Noi purtroppo l'abbiamo disattivata la pubblicità, quindi questa è una roba che non dipende più da noi. Noi quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Questo è il problema di YouTube, che ogni tanto spara questa roba qua in generale. Noi purtroppo più di fare questo non possiamo, sinceramente. Sulla disattivato tutto. Esatto, sulla live non si riesce a risolverlo. Cioè, paradossalmente. Quindi abbiate pazienza, cioè è una roba che ci danneggia, però sì. Cioè, dovremmo togliere la monetizzazione totale di tutto il canale, capite che non è fattibile, ecco, quindi insomma io vedo che comunque succede molto spesso, nel senso che io sono un grande fruitore di video YouTube e ogni video che guardo oramai al di là di essere abbonato ti fa perdere, è proprio indipendente. Esatto, ti fa un perdere, tempo te la toglieva completamente, ora no. Esatto. Devi aspettare così e salta. Giusto per anche spiegare un po' anche le dinamiche interne. Comunque no, perché io il discorso sui parcheggi bisognerà capire effettivamente, perché secondo me questa sarà una partita a scacchi, e siccome ci si sta avvicinando sempre più all'arrivare a Dama, sono gli ultimi dettagli che andranno decisi, che andranno risolti. Fino a questo momento, essendo appunto una partita a scacchi, ognuno vuole portare dalla sua parte quanti più vantaggi possibili, e poi vedremo cosa succederà. Nel frattempo vedo che ci ha raggiunto il primo ospite di oggi e lo facciamo entrare, ovvero Marco Faris, capitano del Budoni. Ciao Marco, ben arrivato, ben trovato. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Come stai? Un po' meglio questa settimana. Un po' meglio. Esatto. Era la risposta che volevo, perché insomma il Budoni, che con la Real Monterotondo, la vittoria per 3-1, ha rotto un digiuno che durava da quanti giorni, Marco? Li avete contati? Quasi 4 mesi, non li abbiamo contati, ma si facevano sentire. Esatto, anche perché poi ricordiamo il Budoni è stato a lungo nella prima parte di stagione nelle zone alte di classifica del girone G di Serie D, e poi tutta una serie di mancate vittorie fondamentalmente, perché non è che abbia sempre perso il Budoni, sia chiaro, però è evidente che quando non vinci poi alla fine ti manca anche un po' quel sapore, no? Quel sapore dolce per vivere meglio tutta la settimana. Invece siete riusciti a rompere appunto questo digiuno domenica in casa, abbiamo anche le immagini grazie al video di Directa Sport, quindi adesso le mettiamo con gli highlights. Cosa è cambiato rispetto al passato? Cioè semplicemente avete vinto, mi pare di poter dire, no? Perché mi pare che anche la gestione di tutta la situazione sia stata sempre molto equilibrata, no? Nonostante le difficoltà. Ma diciamo che no, è cambiato molto, è cambiato l'atteggiamento, non che prima avessimo un atteggiamento sbagliato, ma ormai ci stavamo facendo prendere, diciamo, dalla sfiducia del momento lungo, e quindi ragionavamo anche con un po' più di negatività, e questo non ci stava facendo fare le cose che invece nella prima parte del campionato ci uscivano, anche se
tutto si equilibra. Diciamo che non eravamo una squadra da playoff a inizio campionato, magari, e non siamo una squadra che secondo me deve stare tra le ultime posizioni come in questo momento. Però alla fine dell'anno ti arriva quello che ti meriti, quindi vedremo tra 6 partite dove saremo. Ecco, avete sbloccato la partita, guardavo ieri mattina gli highlights con questo gol particolare di Schirru, perché insomma non capita spesso di vedere un gol del genere, no? Tra l'altro poi propiziato dall'altro sardo, ovvero Nicolò Manca, che salutiamo, centrocampista del Real Monterotondo, no? Raccontacelo un po' dal campo, Marco, anche questo gol. No, è stato bravo Jimmy a crederci, Schirru, perché comunque non ci aspettavamo che magari continuasse a portare la palla sulla porta, ma rivedendolo dalla TV non aveva lo scarico, l'unico scarico era il portiere, magari non si fidava di dare una palla verso la porta, e quindi Gianmarco ha sentito che poteva ottenere qualcosa e è stato bravissimo, perché in un momento, come ti dicevo, dal quale arriviamo, trovare l'energia e la positività per crederci anche in queste occasioni non è facile. Lui ci ha dato una grossa mano perché ci ha sbloccato mentalmente quel gol. Ecco, questo è il rigore sbagliato da Luca Belloni, che poteva essere un po', anche seguendo quello che stai dicendo, no Marco? Cioè il fatto del momento difficile, mancanza di vittoria e quant'altro, poteva essere un po' la spada di Damocle fondamentalmente, no? sulla vostra partita. Invece non vi siete arresi, cioè comunque avete continuato, no? a spingere, a cercare il gol, e adesso a breve vedremo anche nelle immagini che arriva il 2-1, eccolo qua, segnato da Diop su calcio di punizione. In questo momento cosa hai pensato, proprio tu da capitano? Non sapevo neanche come esultare perché non me lo ricordavo più, ti dico la verità. È stato un momento dove abbiamo scaricato tutti quei mezzi, perlomeno con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Ma il rigore, ti dico, non ha pesato perché avevamo una fiducia diversa, nel senso che siamo arrivati a un punto, cioè fino a domenica, dove veramente siamo scrollati di dosso tutto, perché non si poteva andare avanti così, quindi continuare a pensare con pensieri negativi, a viverla così, non andava più bene, quindi si è sbloccato qualcosa mentalmente, e secondo me è stato quello che ci ha fatto fare una partita diversa. Poi il risultato, la vittoria poteva arrivare anche magari qualche settimana fa. Ci sono state tante partite combattute dove non meritavamo di perdere, però evidentemente non ti portavi dalla tua agli episodi, perché l'atteggiamento esatto, poi certo, assolutamente. Adesso poi a breve vedremo anche il definitivo 3-1 segnato da Nino Pinna, che insomma è uno dei giocatori chiamati a fare la differenza, anche in base alla sua esperienza, soprattutto in Serie D, visto che Nino ormai quando sei ancora giovane, ricordiamolo, perché ha 25 anni soltanto, anche se poi noi lo prendiamo esatto, chiamiamo sempre il giovane vecchio, no? Perché da quando aveva 19 anni, perché ha questo atteggiamento un po' da anzianotto. No, lo è saluto, un professionista, ovviamente. Per la mentalità che c'ha non ci fa niente neanche in Serie D, è un giocatore di altre categorie, perché vive il calcio a 360 gradi, cioè tutto incentrato sul fare bene la domenica, gli allenamenti. È veramente difficile trovare un ragazzo con quell'esperienza vissuta in pochi anni, dico, perché uno magari della mia età potrebbe avere quell'atteggiamento là, invece è raro trovare i ragazzi della sua età. Si merita certo. tutto il meglio, la verità. Assolutamente sì. Quindi insomma una vittoria. Torniamo un po' anche al discorso della classifica, Marco. Adesso tolgo un po' le immagini perché tanto i gol li abbiamo visti. Dicevo, una classifica che tu poi sei anche un grande esperto di Serie D, visto che sono tanti anni che indossi la maglia del Budoni, che indossi la fascia da capitano, ma soprattutto che hai a che fare col campionato di Serie D. Noi ogni anno diciamo il campionato più equilibrato, sicuramente per quello che riguardano le squadre sarde, quantomeno, vista anche la composizione del girone, no? Una parte di squadre laziali, una parte di squadre campane. Quest'anno mi sembra di poter dire che ancora più degli anni scorsi il livello sia molto 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 equilibrato. Poi voi arrivate, chiaramente, ricordiamo, sempre da neopromossi, quindi non è che bisogna caricare neanche troppo di aspettative quella che è la stagione, però ecco,
ogni anno che passa diventa sempre più difficile riuscire a superare quel confine tra squadra che si deve salvare tranquillamente, squadra che soffre fino alla fine o squadra che addirittura ambisce ai playoff, perché la classifica è molto molto corta, adesso la vediamo. Allora, è molto equilibrato perché è una categoria infima la Serie D, perché comunque essendoci una presenza così massiccia dei fuori quota, dipende come ha lavorato la società negli anni, cosa raccogli, se trovi i ragazzi pronti, perché l'impatto che hanno gli under comunque in questa categoria è pari quasi a quello degli over, quindi anche se tu fai una squadra dove magari gli over sono validi o comunque alla pari di altre società, poi quello che ti danno gli under è molto importante, devi riuscire a trovare un giusto mix, un giusto equilibrio, e gli episodi in ogni partita magari ti fanno perdere 2 o 3 punti, quando la classifica è così corta cambia proprio il tuo modo di vederla. Se perdi 3 punti ti trovi in una zona play-out, se fai 3 punti ti trovi in zona play-off. Deve essere brava la società, essere equilibrata, devi fare le cose per bene. Secondo me non è un ragionamento che si fa in un anno, perché secondo me il risultato che sta ottenendo il Monastir è frutto anche della politica che hanno avuto con il settore giovanile, con i giovani, con saperci fare. Sicuramente è merito anche di Marcello, del mister, ma anche lo stesso Latte Dolce raccoglie tanti punti dal fatto che comunque il settore giovanile è valido e hanno scelto una strada e quindi raccolgono i frutti anno per anno. Esatto, stiamo vedendo un po' la classifica e anche proprio a dare, secondo me, ulteriore valore a quello che stai dicendo, basta guardare la posizione di Valmontone e Ischia che, insomma, alla vigilia del campionato sapevamo quali fossero le aspettative delle due piazze, no? Ischia è una piazza storica, ricordiamoci, ha fatto tanti anni anche la Serie C, lo ripetiamo spesso. Il Valmontone invece che si affaccia quest'anno al girone G, però è una squadra che, insomma, basta vedere anche i giocatori che ha a disposizione, no Marco? Insomma, una squadra che ambiva alle postazioni di vertice. L'Ischia e il Valmontone sinceramente non mi aspettavo che stessero in quelle posizioni, specialmente il Valmontone, perché a mio parere dopo la Scafattese c'è la batteria di attaccanti che ha davanti sono fuori categoria, cioè mette dentro Roberti, Cali, Bertoldi, adesso aveva Chiarella, Carlini, cioè sono impressionanti. Cioè, noi all'andata abbiamo vinto 2-0, una partita dove era un momento dove eravamo in fiducia, compatti, ma abbiamo fatto una fatica tremenda proprio non per demerito nostro, ma perché avevano tante soluzioni, cioè cambiava la partita ogni 10 minuti a ogni sostituzione, quindi sinceramente poi vedendo i dati prendono un po' troppi gol, ma questo dipende dal fatto che secondo me sono a trazione anteriore proprio, sì. Certo, però siamo contenti che siano in quella condizione rispetto a Monastir e Lacos che magari sulla carta erano sotto le rose di Ischia e Valmontone, ma preferiamo che ci siano squadre non sarde, diciamo, in quella posizione. Ecco Marco, parliamo proprio delle squadre sarde, no? Cioè, ti chiedo un commento proprio da addetto ai lavori, al di là del fatto che sia il capitano del Budoni, però dico, di uno che comunque conosce bene il calcio sardo, conosce bene le due squadre, col Monastir l'anno scorso c'è stato il testa a testa fino alla fine nel campionato di eccellenza, che poi voi avete vinto, loro hanno vinto i playoff, il COS ripescata, cioè, parliamo un po' delle altre 4 sorelle sarde, oltre al Budoni. Ma allora, così partendo dalla classifica ti dico che secondo me nel Monastir, come ti dicevo prima, c'è un grande lavoro secondo me col settore giovanile, evidentemente di scouting anche per i giovani che hanno preso, giovani che poi magari non risultano under, però hanno preso tanti giocatori che avevano voglia di dimostrare, che magari l'anno scorso non hanno fatto benissimo. E poi c'è un grande lavoro di Marcello, perché secondo me anche nel momento in cui non stavano andando benissimo nel girone d'andata, non avevano tutta questa pressione, hanno continuato a fare il gioco propositivo che avevano sempre, e questo secondo me alla lunga li ha
li ha premiati, quindi non è casuale secondo me la posizione in classifica che hanno avuto grande equilibrio nel momento giusto. La COS comunque cioè Mister Lui ha un'esperienza infinita per la categoria, ha costruito una rosa equilibrata tra giovani, perché comunque alla fine fanno esordire un sacco di giovani, sono tra le prime anche in quella roba del premio per i ragazzi. Porta sempre magari giocatori esperti che li aiutano, e quest'anno li sta premiando. Magari l'anno scorso meritavano di non retrocedere, però alla fine, come ti dicevo, gli episodi fanno la differenza. Invece quest'anno comunque hanno una buona classifica fino a questo momento, ma la rosa della cosa è valida, il lavoro che c'è dietro si vede che sta premiando il lavoro di un territorio. Poi il latte dolce, il settore giovanile secondo me è una forza, come lavorano, la sinergia che hanno con la Torres, e poi comunque secondo me hanno un giocatore che è fuori categoria come Marco Cabeccia, che gli dà tanti punti per quello che dà in campo e fuori, perché comunque da quello che ti dico io, secondo me il giocatore più determinante nelle squadre sarde, che secondo me è un plus per loro, più il fatto come lavorano con i giovani. L'Olbia, cosa dire, ha avuto un sacco di problemi, ci sono state le montagne russe, diciamo, quest'anno, però per tutto quello che hanno vissuto sono ancora lì aggrappati, perché evidentemente comunque hanno delle qualità importanti con giocatori importanti, e i giocatori hanno dimostrato un senso di attaccamento che non si vede in tutte le situazioni. Quindi secondo me se la giocheranno fino alla fine. Guardando il calendario ieri hanno possibilità di fare anche diversi punti, quindi secondo me sono in piena lotta a salvezza, e se la giocheranno fino alla fine, non cedono nulla. Sì, anche se poi Nicola domenica ha detto non era molto contento il direttore tecnico del pareggio certo, contro l'ultima in classifica, perché però il Cassino non è. Noi ci andiamo a giocare domenica, io comunque le partite le riguardo, per adesso ho guardato solo gli highlights. Il Cassino non è morto, è una squadra che comunque ti concede poco, è comunque una piazza storica che ha fatto pochi anni fa i playoff, quindi prima di lasciare la categoria, cioè, non ti regala niente, non è la classica ultima in classifica in caduta libera, quindi te la devi sudare la partita con loro. È vero, il Cassino tradizionalmente, insomma, una delle trasferte più ostiche proprio per le squadre sarde, ripeto, da quando seguiamo la Serie D, quindi insomma da sempre. Luca! Io, Marco, ti chiedo, perché ho visto un po' la classifica, a livello difensivo siete, dopo la Scafatese, la squadra che ha subito meno gol. Però a livello offensivo invece siete lo stesso una delle squadre che segna meno. Può essere questa una problematica, il fatto che bravi in difesa, ma magari bisognerebbe segnare un po' di più per riuscire a prendere più punti. Beh, ci stiamo lavorando, perché siamo bravi in difesa, perché evidentemente l'apporto che dà il resto della squadra per aiutarti a difendere Certo. è determinante, e magari non siamo così bravi noi da dietro, diciamo, a fornire palle pulite ai giocatori davanti per metterli nelle condizioni di segnare. Devi trovare un equilibrio, nel senso che molte volte se tu non aiuti, non proponi bene il gioco e tutto quanto, davanti si fa in difficoltà pur avendo delle buone qualità. Quindi evidentemente magari in alcuni momenti si è mancati davanti, però è un lavoro che si fa in 11. Certo. Evidentemente dobbiamo aiutarli con un gioco magari più pulito, essere più bravi noi da dietro a portarli delle palle più pulite per renderli pericolosi, perché loro ti posso garantire che una mano dietro a difendere ce la danno alla grandissima. Tra l'altro, vedendo sempre quei dati, avete fatto più punti in trasferta che in casa. Anche questo può essere un dato casuale, secondo te? No, magari soprattutto nel girone d'andata, che eravamo magari più compatti, ti veniva meglio fare delle partite dove attendevi E poi ripartivi. per caratteristiche, ripartivi, piuttosto che magari scoprirti un po' di più in casa, a dover proporre il gioco, anche e soprattutto per la classifica che avevamo, che quindi metteva gli altri magari in una condizione di
di fare punti a Budoni, cioè che fare punti a Budoni era tutto guadagnato in quel momento, e quindi ti scoprivi un po' di più, concedevi più occasioni. E secondo me è una questione di caratteristica della squadra, che magari ci troviamo meglio a rimanere più compatti e attaccare la profondità. Perfetto. Sì, Marco, invece prima di chiudere con l'ultima, che è sulla partita appunto di domenica, ti chiedo, mister Cerbone, insomma, un'istituzione oramai a Budoni, lo sappiamo, non c'è neanche più bisogno di dirlo, visto che c'è da sempre. L'anno scorso è stato fondamentale anche nella cavalcata, nel ritorno dall'eccellenza alla Serie D. Come lo vedi quest'anno? No, il mister è sempre, cioè io poi lo conosco da tanti anni, quindi questa categoria la conosce, sapeva già dall'inizio che non sarebbe stato facile. Poi ti dico la verità, non ci aspettavamo neanche di essere a questo punto, magari avere qualche punto in più, non tantissimi, però è stato bravo a mantenere l'equilibrio, è stata brava la società a supportarlo. Poi non dico che il momento no sia finito, perché non è una partita che ti cambia le cose, soprattutto visto che la classifica è cortissima, però come dicevo prima, per le altre squadre sarde che stanno meglio di noi, secondo me avere una solidità societaria, un mister che comunque lavora tranquillo e sa qual è la strada da percorrere, ti aiuta per arrivare all'obiettivo. Il mister, con l'esperienza che c'ha, secondo me alla fine ci aiuterà a arrivare alla salvezza. Marco, stiamo vedendo il prossimo turno, appunto, hai già anticipato il fatto che sarete ospiti del Cassino, ultima in classifica, ma occhio appunto al Cassino, lo hai già detto tu, però mi sembra un turno che potrebbe esservi favorevole, nel senso che ci sono molti scontri diretti. Un'eventuale vittoria vi porterebbe, almeno temporaneamente, fuori dalla zona calda, non caldissima ovviamente, però insomma vedo questo latte dolce Anzio, che sono le altre due squadre insieme a voi a 34 punti, scontro diretto, fondamentale per i sassaresi, ma a questo punto anche per i laziali e in qualche modo anche per voi, perché chiaramente insomma quando si è tutti lì, chiaramente ogni partita ha il suo peso, ma penso anche al Valmontone che ospita la Palmese, che è un'altra squadra molto complessa da affrontare, no? in questo campionato, così come l'Atletico Lodigiani ospita l'Alba Longa, che se non sbaglio è quarta, esatto, è la quarta forza del campionato. Insomma, potrebbe essere un'altra domenica favorevole anche per gli altri risultati? Me lo auguro che sia una domenica favorevole, anche perché poi cioè era un po' di settimane che non guardavo neanche più la classifica, perché poi se non vinci è inutile che stai a guardare gli altri. Però poi il Cassino affronterà anche altre squadre della bassa classifica, quindi sul momento magari se dovessimo riuscire a vincere una partita difficilissima, può essere un turno favorevole, ma guardando la classifica attentamente, secondo me per la salvezza diretta ci vorranno 43-44 punti. Non basteranno i canonici 40-41 punti, quindi c'è da trottare per mettersi in salvo. Quindi si guarda assolutamente. Sì, assolutamente sì. Marco, grazie davvero di essere stato nostro ospite questa mattina, è sempre un piacere parlare con te, parlare con voi ragazzi della Serie D, perché ci fate sentire giovani, soprattutto a me personalmente, perché insomma, non più tanto, mi ricordate, lascia perdere che qui abbiamo Matusalemme in questa diretta, ma questo è un altro discorso. Senza fare nomi. Quindi, senza fare nomi tu. Quindi grazie a Marco Faris, capitano del Budoni, grazie ovviamente anche al Budoni e soprattutto ovviamente in bocca al lupo, ci vediamo in campo. Ti saluta Sandro Scioni, Beppe Grillo, che immagino che ce l'abbia con te, quindi salutiamo anche Sandro, un altro protagonista del calcio sardo. Un abbraccio Marco, ci vediamo presto. Ciao, grazie. Ciao Marco. Ciao. Faccia a lei. Non ho capito questa roba di faccia a lei, cioè sei no, vergognoso, non ho capito. No, ti vergogni. Non voglio essere accusato di. Io ho proprio tagliato mentre parlavo. Esatto. Volutamente. Buongiorno. Io ragazzi voglio dirvi questa cosa, non vi sento.
Non so perché, ma non vi sento. No, esci e Non lo so. rientra. C'è qualcosa che non qua. Vedi. rientro e esco nel link. Va benissimo. Grande. Che meraviglia, che meraviglia. Spettacolo. Vedi, questo perché mi hai tagliato, Stigliar ti ha punito subito. Poi Mi ha ti ha punito. punito La perché cugurra perché sei lui. tu, guarda. Ma- Sei tu, sei tu, Figo. sei tu. Ma nel frattempo, Dica. come ti è andata la giornata al Fantacalcio? Ho fatto 71. Sono tornato a segnare dopo non so quanti giorni con Nico Paz. Riproviamo. Ora Adesso ci sì, ci siamo. sono. Grande, grande. Ci sono, ragazzi. Buongiorno, caro Diablo, buon martedì, bello. buon Diabloid. Come stiamo? Questo- Bello guardatemi, bucolico oggi. Guardate, Bello Tanta bucolico. invidia. sono tanta immerso invidia. nella primavera di casa mia, che è un'ondata di ottimismo e di piacere e di felicità. Bello. Ricordiamo la Poi- primavera che si è fatta attendere perché c'ha l'uso domenica, poi Esatto. c'è l'uso sabato, poi tra domenica e ieri ha fatto 2 giornate ignobili. No, tra qui non era male pioggia ieri. meno male. No, Qui no, non era perché tra male, qui non era male. pioggia- Io sto lavorando tutti i giorni, infatti per me primavera significa anche, diciamo, mettermi un po' in movimento dal punto di vista proprio del lavoro fisico, perché chiaramente qui abbandoni 3 ore e vieni Cambia sommerso. tutto. Questo poi con le piogge che ha fatto, chiaramente il terreno è iperattivo in questo momento ed è bellissimo perché sono Esatto. circondato da api, impollinatori vari, tutti i fiorellini. Guarda, è una roba, cioè, veramente anche Hannibal Lecter in questo momento sarebbe estasiato. E allora appigliamoci a questa estasi data dalla tua primavera, ovviamente, per parlare di questa situazione del Cagliari, no? Questa benedetta sosta, abbiamo detto in questi giorni. Anzi, scusate, ne approfitto perché ieri ho scritto una cosa sbagliata nel cartello finale. Dovevo chiedere scusa a Luca che mi sono dimenticato, perché ho scritto 4 giocatori che il Cagliari perde in questi giorni, invece non è vero che sono 5, perché oltre ai 2 azzurri che sono Caprile Palestra, Clixoi e Obert, c'è anche Sulemana Colgana, me lo sono dimenticato, l'ho scritto nel pezzo di sabato mattina, invece ieri, abbiate pazienza, mi devo scaricare, quindi chiedo venia oggi in ritardo, poi se qualcuno se ne è accorto bene, se non se ne sono accorti è uguale, mi sembrava giusto però sottolineare l'errore altre e chiedere tematiche scusa ieri. a Sulemana soprattutto, più che a voi, esatto. quindi Esatto. scusate l'intermezzo, ma se no poi mi dimentico. Quindi, Diablo, benedetta sosta? Benedetta sosta, sì, anche perché io sono adesso in campagna, non si sente, ma quando sono passato in città domenica sentivo proprio forte questo odore acre di zona retrocessione. Quindi questa in campagna è mitigato, però sempre in sottofondo, se ci stai a pensare, c'è. La verità è che forse non potevamo, il fatto che il Cagliari sia la squadra nel campionato che abbia nelle ultime 5 partite il rendimento peggiore, in concomitanza con, secondo me, io in questo periodo parlo tanto di stanchezza e secondo me è stato chiesto tantissimo a giocatori chiave, purtroppo a causa soprattutto degli infortuni, e questo ha fatto sì che la squadra avesse un calo in questo momento. La trovo una squadra spremuta, diciamo, per certi versi. Alcuni giocatori, lo stesso Palestra, che io sinceramente non me ne voglia a lui, neanche la nazionale italiana, neanche Gattuso, ma io spero che non giochi questi giorni. Lo sai che rischia di partire titolare, lo sai questo. Lo so, però la mia speranza è che giochi il meno possibile. Giochi il meno possibile, perché comunque, per quanto ne abbia e per quanto ci sia, abbiamo bisogno in realtà nelle ultime 8 partite di ancora molto della sua gamba. Il fatto che stiamo andando in campo contro il Napoli io non ho visto una brutta partita, devo dire la verità. Era una partita che si poteva tranquillamente pareggiare. Dal punto di vista quindi del gioco c'è stato un rientro dell'allarme rispetto a quanto visto contro il Pisa.
Resta che la partita contro il Pisa è il grande peccato capitale del Cagliari di quest'anno, oltre a quella con Lecce, ma forse quella col Pisa ancora più grave, perché il Pisa una squadra ancora meno dotata, se vogliamo. Quindi resta questo grande dispiacere. È chiaro che quando perdi quelle partite lì, poi il terreno sotto i piedi comincia a venirti a mancare. Se poi il calendario non ti è proprio di aiuto, hai fatto un piccolo patatrack, ovvero ti sei incasinato un finale di stagione che poteva essere decisamente più sereno. Detto questo, io mi rimango un po' attaccato alle parole di Giulini, l'ho visto molto tranquillo, forse non poteva fare altrimenti, tra l'altro, non poteva che infondere tranquillità, dando l'impressione che chi, insomma, un po' gli addetti ai lavori hanno sempre avuto quest'anno, e un po' anche i tifosi più scafati, diciamo i tifosi più moderati, abbiamo capito che non si sta guardando questo campionato in termini di posizioni di classifica, ma si sta guardando al futuro in chiave settore giovanile, crescita della prima squadra e stadio. Quindi siamo sempre dentro quel progetto, cioè in questo momento non siamo in grado di giudicare il lavoro del Cagliari Calcio, siamo in grado di capire, di analizzare però quanto è successo nelle ultime 5-6 giornate, in cui il Cagliari, perdendo un giocatore dopo l'altro, va a schierare contro il Napoli 2 Primavera, addirittura un esordiente totale, contro una delle squadre più forti del campionato. Insomma, da una parte, ricordiamoci, c'erano McTominay e De Bruyne, e noi abbiamo messo Mendy in campo, che non ha fatto neanche male, tra l'altro, cioè nel senso, che cosa poteva fare più di quello che ha fatto. Dispiace che questa situazione stia facendo emergere dei piccoli nervosismi. Per me il Cagliari sta sbagliando adesso di nuovo, come è successo in altri momenti, in conclusioni per esempio troppo affrettate. Vedo una squadra che ha voglia di andare al tiro, che ha voglia di fare, di riacciuffare il risultato, ma che lo fa con troppa poca lucidità. Questa mancanza di lucidità, ripeto, secondo me è figlia fondamentalmente di una stanchezza mentale di una squadra che è stata spremuta fino alla primavera, diciamo. Primavera che mi dispiace tra l'altro per come sta andando, perché devo essere sincero, pensavo che il ricambio fra i giocatori fuoriusciti dall'anno scorso e i giocatori entrati quest'anno, devo dire, in qualche modo pensavo che il settore giovanile avesse una fonte in basso più concreta e più efficace. Invece quest'anno non so se la gestione di Pisano, quanto abbia influito la gestione di Pisano, invece un organico magari non troppo adeguato alla Primavera 1. Quello è un tema secondo me molto interessante, cioè quello di andare a fare, tra virgolette, ma questo è il vostro lavoro, una piccola inchiesta su cosa accade dentro il settore giovanile del Cagliari, per capire se quello che stiamo vivendo, quindi questa ondata di ragazzi che si stanno dimostrando quasi pronti alla prima squadra, o comunque pronti per esempio un prestito importante, eccetera, eccetera, siano l'humus su cui si deve basare la fertilità del Cagliari del futuro. Ecco, questo secondo me è un tema molto interessante, proprio visto qual è la filosofia che è stata adottata da quest'anno per quanto riguarda i giovani che devono approdare in prima squadra. Preoccupato? Questa è la domanda. Certo, giustamente, sono preoccupato perché abbiamo un calendario difficile, solo uno scontro diretto, se non mi sbaglio, che è quello con la Cremonese. Sì, perché ovviamente Torino e Udinese non bisogna Non sono conteggiarli più, come esatto, scontri diretti. esatto. Questa è la verità. Solo uno scontro diretto contro la Cremonese. 2 o 3, oltre Torino e Cremonese c'è il Sassuolo, che sono sicuramente alla portata, altri sono scontri proibitivi visti anche gli obiettivi che hanno. Inter e Milan su tutti. Inter e Milan su tutti,
ma c'è anche il Bologna da affrontare, Bologna, Atalanta. c'è l'Atalanta da affrontare, quindi insomma non è un calendario favorevole. 3 punti sono pochissimi per essere neanche sereni, ma per partire ottimisti. Secondo me bisogna in queste settimane di pausa, in questi 10 giorni di pausa che abbiamo ancora, Pisacane dovrà lavorare sull'idea, ragazzi, stiamo scendendo in Serie B, nel senso, sull'idea di essere pienamente coinvolti in zona retrocessione, visto che non ha funzionato la serenità di avere 7-8 punti in più quando li abbiamo avuti, forse può funzionare invece quella forma di apprensione che giustamente ti deve arrivare quando senti un po' di calore nelle terga. Bella questa. Il calore nelle terga è molto bello. Molto. Quando senti calore nelle terga devi scappare, cioè, vuol dire che c'è il fuoco. Vuol dire che c'è il fuoco. Sì. Quindi sul occhio. Torino io non la vedo come voi, sinceramente, però. Cioè, il Torino ha solo 3 punti più del Cagliari. Non mi sembra comunque che siano in una situazione. È vero, hanno cambiato allenatore, hanno avuto. Però non lo so, cioè, resta sempre è il in un Torino altro una trend. stagione disgraziata. Anche secondo me sta giocando meglio. È in un altro Mettiamo trend. come rosa, se andiamo a vedere Sì, la no, rosa, no, chiaramente rosa. non ci sono problemi. A livello Però. proprio di rendimento, cioè stanno giocando in maniera molto diversa. Cioè, Ne hanno fatto hanno 4 un'altra al Parma. inerzia in questo momento, sì. Secondo me hanno tutti, cioè, il Cagliari ha l'inerzia peggiore del campionato in questo momento. È Attualmente quello che sì. Ha un'inerzia letterale, nel senso del senso letterale. È inerte, nel senso che è ferma e non si muove da quel punto di vista, no? Non a livello sportivo, cioè va sul significato reale. Ricordiamo 2 punti negli ultimi 15 disponibili, comunque raccontano moltissimo. Adesso cioè, sì, il Pisa per ne ha esempio... fatto 3. Capito? Sì, certo. Sì. Quei 3. Se tu vinci Pisa, sei a 5 e sei comunque nella media, fondamentalmente. Esatto. Però quella sconfitta di Pisa, più di quella di Lecce, secondo me, anche perché poi anche secondo me era anche in 10 il Pisa, non segnava mai, ne ha preso 3 della squadra, ne aveva fatto 4 in totale. Sì, no, proprio Tosta. non ce n'è. È decisamente la sconfitta peggiore di questo campionato. Spero che sia anche l'ultima di questo tenore. E qui andremo a vedere, abbiamo la possibilità di andare a vedere la capacità di Pisacane di gestire queste situazioni, perché in questa situazione il Cagliari quest'anno non si era praticamente mai trovato. Quindi è interessante capire come onore al diavolo, addirittura onore, ragazzi. Sì, adesso te li mettono dietro all'altro. In realtà è invidia da... per il cielo, alle tue spalle, ma diciamolo vedi. che ha in realtà è un backdrop quello che per leggere dietro. devo fare è un ma com'è che c'è backdrop sempre il sole da diavolo, ragazzi? È finto, adesso è vi tipo dico la verità. È tipo togli il muro. Adesso vi dico la verità. Dietro. Il mio vero soprannome è Truman. Io vivo dentro una cupola. Geniale. Quello che vedete qui geniale. l'ha fatto, è un paesaggio dipinto da un noto Vittorio Oristanet. No, esatto. E poi la verità... le piante che si muovono è tutto un effetto scenico, in realtà è tutto fermo, tutto statico, però... Sì, no, esatto. È un banner stampato. No, la verità è che la campagna, quando tu non sei in mezzo ai palazzi, comunque la percezione del cielo aperto basta poco, insomma. In realtà qui anche quando ci sono un po' di nuvole, c'è la sensazione comunque è di grande apertura, di grande luce, ecco, di grande luce. E quindi c'è questa... Però sì, è vero, effettivamente gli ultimi... chi è qui alla fine vendere Luperto è stato deleterio, chiedete a Diablo. No, non sono d'accordo. Io secondo me Del Sena sta facendo la sua parte bene. Il problema secondo me in questo momento non è esattamente la difesa nel senso come organizzazione, ecco. La presa diversamente è che Lecce sia peggiore di quella di Pisa.
doppiato anniversario sardo, lasciato colpevolmente solo, peraltro, sì. Tra l'altro anche, vabbè, i gol presi, vabbè, è inutile che ritorniamo su questo perché poi si apre tutto un discorso legato a come prendi i gol e soprattutto quando li prendi, perché anche quello è sicuramente il tema che rimane, il fatto che il Cagliari comunque, ancora una volta lo diciamo per l'ennesima volta, l'unica squadra a non aver mai segnato nei primi 15 minuti è la seconda squadra dopo il Sassuolo, che ne ha preso 9, il Cagliari ne ha preso 8 nei primi 15 minuti, tra l'altro da 3 partite consecutive. Sì, Questo è un dato. Tra l'altro, anche se andiamo a vedere, è molto interessante, secondo me può diventare diciamo motivo di analisi anche in quali modi il Cagliari, per esempio il Cagliari sta prendendo un sacco di gol su rimpalli che possono apparire sfortunati, ma io credo che non ci sia, io che di base non credo nella sfortuna e nella fortuna, non credo che sia un caso che in questo tipo di gol arrivi in determinati momenti, ovvero il momento in cui hai paura. Cioè quelli sono i classici gol di paura, quando tu chiudi contro il Parma, tu chiudi 2 triangoli a favore dell'avversario, e metti l'avversario da solo di fronte al portiere e lo fai tu, è chiaro che lì manca un certo tipo di lucidità in quella frazione di secondo in cui tu ti trovi la palla fra i piedi. Non è una cosa che ha a che fare con le capacità tecniche, secondo me è solo una questione mentale, è solo una questione di lucidità. Che sta mancando e manca in determinati momenti, e probabilmente se manca all'inizio della partita, cioè in quel primo quarto d'ora fatidico, forse anche lì bisogna ragionare sul come entra la squadra in campo, perché l'approccio, ecco, come entra la squadra in campo. Io per esempio diciamo l'effetto diametralmente opposto lo abbiamo quando vediamo squadre come il Como, no? Che entrano in campo come se stessero già giocando da un'ora, nel senso non hanno bisogno di una fase di ambientamento per entrare nel clima partita. E anche lì mi chiedo, forse c'è un altro lavoro da fare dal punto di vista mentale. Punto molto su questa cosa della testa, perché so quanto è importante, so quanto può fare la differenza. Ci sono storie che dimostrano, storie bellissime, che dimostrano quanto la testa sia un elemento fondamentale per questo sport. L'esempio più grande e più incredibile ce l'abbiamo proprio per il Cagliari di Gigi Riva. Com'è possibile che quella che da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, sembra ed è di fatto essere la squadra più forte del mondo, senza un solo giocatore, perde completamente la sua efficacia? Parlo del Cagliari del 70-71, che va a vincere 3-0 a San Siro, si fa male Gigi Riva, il Cagliari crolla completamente. Allora poi le questioni legate alla psicologia erano molto meno analizzate, molto meno. Però è un esempio. Com'è possibile che una squadra che ha 6 giocatori che giocano nella nazionale italiana di calcio, senza uno, per quanto il più forte, per quanto crolli completamente? Non è solo una questione di gioco. Chiaramente in quella squadra era un elemento che infondeva una tale sicurezza, una tale tranquillità che tutti potevano rendere al meglio. Questo succede nelle squadre di calcio. Quando tu non sei sereno, questo succede in generale nello sport. Quando tu non sei sereno, puoi avere tutte le capacità tecniche che vuoi, ma poi arrivi a gestire male la fase difensiva quando sei in apprensione, arrivi a tirare a 3-4 metri fuori dallo specchio della porta quando sei solo davanti al portiere. Abbiamo visto, fai scelte scellerate, tipo tiri quando sei troppo defilato, quando puoi andare a rimorchio perché c'hai tre compagni dietro. Insomma, sono tutte quelle scelte che quando ti manca la lucidità non riesci a fare,
e poi ti ritrovi in questa situazione. Io sono assolutamente convinto che il Cagliari abbia tutte le capacità tecniche, tutto il potenziale, come tra l'altro confermato anche dalle interviste di Giulini dei giorni scorsi. Abbiamo tutto il potenziale tecnico per fare molto meglio di quanto stiamo facendo. Abbiamo una difficoltà chiara nel gestire questa cosa dal punto di vista psicologico. Infatti io ho usato l'immagine che insomma, non è bellissima, però il Cagliari ha ancora la pistola in mano. Sì. Bisognerà vedere se poi riuscirà a usarla, come usarla. Su Twitter ho usato una metafora un po' più colta. Meno bellica. No, sempre bellica, però più colta, ovvero la citazione della guerra di Piero. Cioè bisognerà capire se il Cagliari sarà Piero in questa situazione o l'uomo con la divisa di un altro colore, perché insomma la situazione mi sembra proprio quella, in maniera abbastanza chiara. Bisognerà capire se effettivamente ci sarà la solidità, secondo me, più che altro, la solidità mentale, perché poi questo serve adesso. È quella da ritrovare, in questi giorni. Proprio perché tu comunque ancora sei padrone del tuo destino, al di là di un calendario non semplice, al di là di tutto quello che vogliamo, però in questo momento preciso, cioè se tu riesci, hai il tuo destino nelle mani. È comunque una cosa che non sempre era capitata ai Cagliari, alle passate edizioni del Cagliari in queste situazioni e quant'altro. Quindi è chiaro che servirà a ritrovare quella solidità vera che il Cagliari ha mostrato probabilmente soltanto a intermittenza. Cioè il Cagliari che batte la Roma, il Cagliari che comunque appunto vince contro la Juve, è vero, con sfruttando l'unica occasione avuta, ma riuscendo nel frattempo a chiudersi e a non farsi bucare dalla Juve in casa. Il Cagliari che vince a Firenze, che va in vantaggio per 2-0, subisce il 2-1 e comunque, nonostante uno stadio completamente ostile, nonostante tutto tiene fino all'ultimo. Ecco, quello, cioè il discorso è che io non sono d'accordo con chi dice che il Cagliari durante tutto l'anno, quando c'era da lottare, quando c'era da tenere duro, ha mollato. Secondo me non è vero. Lo dicevamo spesso nel momento in cui dicevamo che il Cagliari, una delle abilità del Cagliari, anche nelle partite più brutte, era quella di restare in partita fino all'ultimo, di tenerle sempre aperte, di tenerle sempre vive. È successo a Verona, è successo a Cremona, è successo anche in altre circostanze. È successo anche con Napoli. Esatto. Però allo stesso tempo non si può negare che ci sia comunque una fragilità mentale, e che soprattutto questa fragilità mentale sia venuta fuori nel momento peggiore possibile, perché sei a fine campionato, questo è il momento peggiore possibile, perché è vero, come diceva prima, leggevo prima in un commento, dopo l'infortunio di Belotti sono passati 79 giorni. Ora sono una cinquantina, perché erano 49 a sabato, mi pare, quindi saremo a 52 fondamentalmente ora, e quindi non è il digiuno più lungo di vittorie, sia chiaro. Più che altro sono le 3 sconfitte di fila, quelle che preoccupano, perché in questo momento fino a questo momento non c'erano mai state 3 sconfitte di fila. Per quello dico, fondamentale ora la sosta, per cercare di ritrovare un po' di serenità, di stabilità, di certezze, e anche rallentare, perché adesso io penso a tutti quelli che sono, per esempio, quello che è l'umore in casa Inter, no? Non so se avete letto po', se avete fatto un po' di anche sui social, banalmente anche sui media interisti e quant'altro. Cioè, Inter prima 6 punti di vantaggio e tutto, eppure sembra che sia un passo dal baratro, ecco. Quindi anche in tutte queste cose qua bisogna sempre capire, cioè ok, è giusto non allentare la tensione, perché sarebbe un delitto sempre e comunque, però allora a quel punto mi viene da dire, conviene quasi arrivare di rincorsa invece che provare a gestire, perché se no non lo so, cioè
Parlo dell'Inter in allora, questo caso, non sto parlando del Cagliari. ci sono, no, nel caso del Cagliari io credo che la tensione debba salire seriamente, ci debba essere proprio, si debba scendere a Defcon 2, cioè proprio allarme serio, corazzarsi, iniziare a fare partite per fare punti anche sporche, molto sporche. Quella con la Cremonese sarà una partita difficilissima, perché Nicola non te la fa vincere quella partita lì, è difficilissima. Giampaolo. Scusate, Giampaolo, perché è cambiato, però è peggio ancora, il maestro. peggio ancora, non te le fa vincere quelle partite, nel senso è la partita che temo di più, non solo perché è uno scontro diretto, ma anche perché appunto sta invertendo un trend. Poi perdi contro il Como, le prendi, nel senso ci sta, ma Cremona è molto concentrata sul Cagliari, secondo me, in questo momento. Sassuolo, prossima partita, fuori casa, si può fare. Il Sassuolo è una squadra tutto sommato senza troppe ambizioni in questo momento. Fare un risultato positivo, se non addirittura vincere a Reggio Emilia, ci farebbe arrivare a incontrare la Cremonese con un po' più di tranquillità. E se poi si vincono, se si dovessero vincere 2 partite consecutive, a quel punto anche Atalanta, Torino, Udinese le affronti in maniera diversa, certo. Inter e Milan sarà un'altra roba, è un altro sport, sarà durissima, sarà molto difficile, dipenderà moltissimo da come andranno le partite precedenti, quindi dipenderà per esempio da quanti punti di vantaggio avrà l'Inter rispetto alle seconde. Dipenderà per il Milan, dipenderà quanto odore di scudetto ci sarà ancora nell'aria. Anche Allegri è un cliente pessimo da quel punto di vista. Il Cagliari preferisce, si è visto quest'anno, le squadre che giocano più a viso aperto, comunque che vogliono proporre e vogliono macinare. Se Allegri decide di vincere 1-0, vince 1-0 contro il Cagliari, c'è poco da fare, cioè nel senso non ce n'è, quindi bisogna arrivare a quelle partite mettendo un po' di fieno in cascina, là dove si può, anche un punto quando non sono 3 va preso sempre. Deve iniziare adesso un mini campionato diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Queste 8 partite sono un mini campionato e va affrontato con questo reset della pausa, va affrontato con nuova mentalità, con nuovo approccio, ragionando sul fatto che sei a una sola sconfitta dalla zona retrocessione. Giusto per chiudere, aggiungo anche il fatto che ritorneranno presumibilmente i giocatori più esperti dai recuperi degli infortuni. Credo Gaetano, che Deiola, Foloruscio, Foloruscio, si rivedrà Borrelli, lo stesso Belotti magari potrà riodorare il campo. Ecco, insomma, servono i giocatori anche esperti, Ale, in queste 8 partite. Belotti forse è più interessante in chiave spogliatoio, capire se può essere un elemento interessante in chiave spogliatoio più che in chiave tecnica adesso, non credo che possa fare davvero una differenza. Farà qualche minuto quando inizierà ad entrare e sarà più una questione proprio di umore, quella del ritorno di stimolo, di umore, di ritorno di Belotti. Contiamo in Borrelli anche per il ritorno di Borrelli, perché sappiamo quando potrebbe essere, già alla fine della sosta? Sì, Borrelli dovrebbe tornare in panchina, almeno in panchina contro il Sassuolo. Perché secondo me è mancato molto quel tipo di attaccante. Certo, assolutamente. Proprio quell'attaccante da spalle alla porta, da palla lunga e spizzata, stop di petto e pulire e appoggiare, a darla al centrocampista che ha davanti lo spazio. È proprio Borrelli, forse alla fine, guarda, ci sto pensando in questa nota, forse alla fine è il giocatore che diciamo è la mancanza, insieme secondo me a Deiola, che ha generato più problemi al tipo di gioco anche che ha provato Pisacane quest'anno.
io sono fiducioso, meno per la nazionale, se vogliamo fare questo piccolo... Non sono Sì. molto... Parentesi. Non sono molto... Sì, non sono molto fiducioso per quanto riguarda la nazionale. Quello che mi dispiace, volevo chiudere questo collegamento con questa cosa. Quello che mi dispiace è, dopo aver visto tra l'altro una bellissima intervista di Ventura, che è quello che, diciamoci la verità, ha pagato forse da innocente il prezzo più alto di questo periodo, di questo lungo periodo sfortunato, o per non dire, diciamo, fallimentare, della Federcalcio, che ha detto una cosa secondo me triste ma vera. Ci qualificheremo, non ci qualificheremo, cambierà poco. Dopo 4 giorni riprenderà il campionato e non si parlerà più di riforma. Questo è, al limite si cambierà il presidente federale e si tornerà di nuovo a fare quello che facevamo prima, quindi ad avere i settori giovanili pieni di stranieri, a favorire nei settori giovanili quelli grossi rispetto a quelli tecnici, a favorire nelle prime squadre l'arrivo di ragazzi da campionati minori, magari non pronti ma che costano meno, più facili da gestire. Si ritornerà di nuovo a mettere i procuratori, a dare ai procuratori un potere gigantesco, si ritornerà dove eravamo prima e intanto l'Italia non gioca un ottavo di finale da 20 anni. Quindi questo è quanto. Mi dispiace e io non sono fiducioso perché credo nella possibilità, anzi nella buona probabilità di battere l'Irlanda del Nord, ma trovo difficilissimo andare o in Serbia o in Galles a fare un risultato, devo dire la verità. Due campi contesti ambientali molto ancora caldi. in casa forse avremmo avuto qualche probabilità in più, ma la vedo difficilissima, difficilissima questa qualificazione per l'Italia. E nella peggiore delle ipotesi mi auguro che almeno, se dovesse arrivare una terza esclusione dei mondiali consecutiva, forse davvero a qualcuno verrà in mente di fare qualcosa. Speriamo perché... Diablo, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero, come sempre, per la tua disponibilità. Ci vediamo settimana prossima, vedremo, ci sarà da commentare sicuramente anche il discorso della nazionale, non soltanto del Cagliari. Un abbraccio. Assolutamente. E buon lavoro alle tue spalle. Adesso inizio a sudare io. Ti tocca, voi... esatto. Adesso io inizio a sudare. Mi spoglio. Adesso Luca va a prendersi il caffè, va a prendersi il crodino, capito? Sì, certo. Perché No, abituato a fare mi sembra aperitivo a giusto. quest'ora. È la vita del cagliaritano. La vita del cagliaritano ha anche questi sacrifici. Esatto. Grazie Ale, un abbraccio, Grazie, ci vediamo settimana prossima. Ciao. Eccoci qua. Ovviamente Bosnia, non Serbia, Sì, per Bosnia, la seconda partita, l'eventuale finale della nazionale di Gattuso. Non vai a prenderti il crodino, scusami. La bicicletta. No, volevo rispondere. Cardinale, cosa fai? Ti vedo. Cosa che non ti piace? No, era una domanda. Roba di fantacalcio? No, era questa. Allora, l'idea di sapere Pisa abbia sminuito e svicolata la tua domanda in conferenza stampa e poi puntualmente bam in 2 minuti 1-0 del Napoli. Gli abbiamo detto noi, sminuisci Luca, mi raccomando, tieni sempre quello che è il nostro... Esatto. Perché non è che lo sminuiamo noi e poi... e poi si rovina la media. Così. Che poi magari... capito. Quindi ci sta assolutamente. It's not good. Esatto. It's not good. Ci sta. Ognuno vede dalla sua parte. Il mio compito è quello di fare una domanda riguardo a un dato, il compito dell'allenatore è rispondere a quella domanda nel modo in cui preferisce. Però poi c'è stata la conferma, lì probabilmente c'è stato io parlavo di approccio, poi ovvio che la gara in totale è inutile che segni se poi ne prendi 4, certo, però se già non inizi a prenderne dopo nei primi 15 minuti e magari a farlo, potrebbe essere anche una diversa visione della gara. Però ripeto, l'obiettivo deve essere unico, ovvero quello della salvezza. Quindi io mi auguro che in questa pausa ci sia soprattutto
per me è basilare il recupero degli esperti, perché ci sta il giovane, però il giovane va anche guidato. Quindi questo è un momento in cui un giovane che vive per la prima volta questo tipo di esperienza non sa magari nemmeno come comportarsi. Ovvio che dall'esperto mi aspetto che dia quell'in più che serve in queste 8 partite, perché comunque è indubbio, è oggettivo che il Cagliari sia in piena lotta, pienissima direi. Poi ho letto anche il discorso del Bologna che comunque sfiderà in mezzo alle partite di Coppa. Ragazzi, quello bisognerà capire. Su quello secondo me il Cagliari deve guardare alle sue di partite, al di là di quello che fanno gli altri. Poi ovvio che se gli altri non fanno punti, meglio ovviamente, però il Cagliari deve fare i punti. Cioè non si può pensare di tenere questo vantaggio non facendo punti nessuno, assolutamente. È importante la sfida del Sassuolo, non è facile assolutamente, perché insomma mi pare, Fra, che lo conosciamo il Sassuolo, il potenziale offensivo, Sì. ma anche un centrocampo spettacolare, perché hai Matic, hai Torsvert e hai Ismail Koné, che mi pare che sia adatto benissimo al campionato, e che in difesa qualcosa concede, anche se ha 2 bellissimi difensori centrali come Izes e Muaremovic, che comunque non ti regalano niente. E lo stesso Muric, che comunque sbaglia, ma ha parato comunque il rigore a Locatelli la scorsa giornata. Quindi non è per niente scontata, però il Cagliari, se gioca da Cagliari, è in grado comunque di fare punti contro il Sassuolo. E poi con la Cremonese. E soprattutto se riuscirà ad avere una buona rappresentanza di tifosi. Ma io penso che Perché veramente penso che a Reggio Emilia non ci siano. L'ultimo precedente racconta di Esatto. insomma Gol di Prati. un pubblico decisivo nella spinta alla squadra di Ranieri. Quanti erano? 4.000 mi pare. Sì. Non dico che saranno 4.000 perché comunque è pre-pasquale, però ci sarà sicuramente, anche perché poi è uno stadio che ti permette di giocare in casa, perché con tutto il rispetto ai tifosi del Sassuolo, però diciamo che Sassuolo, Reggio Emilia è uno di quegli stadi dove quando vai in trasferta giochi in casa, c'è poco da fare. Esatto. Tu arrivi e vedi le insegne della Reggiana, non vedi quelle del Sassuolo. Sì, esatto, tra l'altro. Perché c'è stato, lì c'è stata poi che tutto il corridoio. Sì. Il corridoio che porta allo stadio è color Reggiana. Granata, esatto. Va bene. Perfetto. Ci vediamo domani, che dici? Ciao, domani assolutamente. Vedremo un po' chi saranno gli ospiti, perché ancora non ne abbiamo, giusto, ospiti per domani? O sì? Sì, uno sì. Bene. Forse anche 2. Anche 2? Controlla che io adesso non mi ricordo. No, uno, manca uno. Infatti mi ricordavo questo. Questo fatto. Sì, è vero. Va bene. Quindi va bene. Nuova corsa. As usual, come si suol dire. Ecco, una cosa importante, ecco, così Fantacalcio. Dire. Esatto, perché non ne abbiamo parlato. Quando dici una cosa importante è fantacalcio, esatto. Lo so, oramai ti conosco, quindi. Il resto non è importante, il fantacalcio sì. Esatto. È così. Quindi non abbiamo ancora deciso i cambi. Ancora deciso? Vabbè, giovedì. Sì, mi è arrivata la voce di Paperino. Non so. No, di Paperina. Giovedì sicuramente farò la live per dare un po' di consigli su svincoli, fare un po' il recap di queste ultime 8 giornate, visto che in molti faranno l'ultimo mercato, mentre sul mercato di Fanta 131 / Sfida 131 cosa si fa, Fra? Io andrei sulla manita. Va bene. Ok. Va bene. E allora, quindi comunque per l'ultimo non possiamo cambiarne 12. No, esatto. L'avremmo cambiato 12, però io 12 li avrei cambiati volentieri della mia rosa, visti però, anche i nuovi infortuni, perché ci sono anche nuovi infortuni, andremo
a fare da domani, presumo, o meglio da giovedì, magari lo apro durante la live, tanto c'è tempo, anche perché è inutile farlo ora. Ve lo dico già, ci sono gli spareggi. La porta proprio durante Esatto. la live, così, strac. Apriamo il mercato, ok? Quindi aspettate, perché ci sono ancora tante partite dei nazionali. Si faranno 5 cambi senza chiaramente crediti. Quindi per poter fare un po' di moneta bisogna vendere, e quindi lì in base al valore attuale, quanto li avete pagati, ci sono ben 5 cambi, perché è giusto in queste ultime 8 partite, per chi comunque ci sta dando fiducia, mettere un po', raddrizzare la squadra, ok? Però vedo che ci sono anche ancora delle belle squadre che non hanno cambiato tantissimo e che stanno rendendo, quindi bravi. Se vi volete abbonare, esatto, questo poi era questa è la il call to gancio. action. È l'ultimo mercato, ci seguite tutto l'anno, fate un abbonamento e ci date comunque supporto anche da questo punto di vista, e approfittate, perché bisogna approfittarne, di fare l'ultimo mercato con 5 cambi, ripeto, 5 cambi senza crediti aggiuntivi. Questo mi pare scontato. Febbraio era un conto, ora è questo l'ultimo, quindi serve giusto per togliere magari gli infortunati e per inserire qualche giocatore che sta trovando spazio ultimamente, perché qualcosa è cambiato nelle 20 squadre. Va bene? Molto bene. Tutto. Allora, ci vediamo domani mattina alle ore 10, nuova puntata di Buongiorno 131, domani puntata 120, quindi ci siamo, già 120 puntate, 119 fatte, incredibile. Pensa un po'. Sì, 119 puntate che mi sopporti, anzi un po' meno, perché qualcuna l'abbiamo fatta singolarmente, quindi fai 115. Vabbè, ma c'è tutto il pregresso Sì, dall'estate, il ritiro, quindi non è che... Va bene. Caro lei. Mandiamo la sigla, che dici? Andiamo, Dopo direi questo, di sì, se Leon dice, dopo questo direi- delirio. Salutiamo tutti, buona giornata ragazzi, Ciao, grazie ragazzi. come sempre. Ciao. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear.
avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.